Prosegue nel frattempo la gara del salto con l'asta e in pedana. C'è Giulia Giugni, primo tentativo a 3,20 e subito supera l'asticella Giulia Giugni. Marta Ronconi è ora in pedana sulla quota di 3,20 al primo tentativo. Marta Ronconi a 40 cm dal personale, quindi dovrebbe teoricamente essere molto agevole per lei il passaggio di questa misura. Dico teoricamente, e così lo è. Infatti Marta Ronconi in ottima tecnica riesce a superare con estrema facilità questa misura. Ora andrà in pedana per il suo primo tentativo a questa misura Margherita Virgili del Nord-Est, sempre atletica, una friulana dell'Udinese Malignani. E abbiamo l'onore di avere con noi la giavellottista che oggi ha subito di nuovo la sua pecora nera, la sua bestia nera, diciamo, no? La pecora nera. Luisa Sinigallia. A questo punto direi che Luisa Sinigallia è la tua bestia nera. Allora chiamarla bestia nera? No, dai, non senza offesa, ovviamente. So che siete amiche, che siete... Sì. Insomma, No, è una grande avversaria che nei momenti giusti tira fuori quello che ha. Beh, diciamo che anche tu sei una che sa farsi valere nei momenti giusti, perché ti abbiamo visto più volte risolvere la gara anche domenica scorsa. Sì, quello sì, però diciamo che questa stagione è un po' così, è andata non come mi aspettavo andasse, però dai. Hai parlato con Sergio Cessanaro, ricordiamo che Sergio Ci ha Cessanaro parlato. è il suo allenatore. Cosa ti ha detto? Beh, chiudiamo la stagione e poi ne riparliamo, ti ha detto così? Ha detto, va bene, è andata così, da settimana prossima si torna in campo ad allenarsi per il 2016. Beh, ma digli che ti dia almeno un paio... Una settimana. Ah, una settimana, troppo buono. Troppo buono. Va bene così. Allora, tu facevi anche pallacanestro, mi pare. Sì. Continui a fare pallacanestro oppure... No, ho mollato tutto per dedicarmi completamente all'atletica. Ah, benissimo, quindi ormai stai diventando una professionista allora. Stai facendo un pensierino tu a una eventuale società militare? Diciamo che ho un sogno ed è quello di andare alle Olimpiadi e penso che in questo sia lo sport... È un sogno, diciamo, di quelli corposi? Sì, Vuol dire avere le idee chiare, voglio dire, cioè tu sai cosa serve per andare alle Olimpiadi. Cosa serve per andare alle Olimpiadi? Serietà, allenarsi. Ma cosa serve? Le misure? Sì, ovvio. Hai presente misure, di che misure servono per andare alle Olimpiadi? Sì, assolutamente. Per esempio? 62 così. Ecco, quindi insomma, sono misure che secondo me sono sicuramente alla tua portata. Beh, magari tra un paio d'anni. Certamente, ci vuole una crescita graduale per costruire un futuro che sia stabile, perché altrimenti mentre mi pare che stia piovendo adesso, non sbaglio, no? Perché altrimenti si rischia di fare il botto e poi la caduta. Cadere. Certamente. Tu comunque hai ottenuto con il giavellotto da 600? Da 500 grammi, no, hai 600. ottenuto misura... Quest'anno sì, ma quando eri ancora allieva, con il giavellotto da 500 sei arrivato a 57 metri. Sì, 57. 57 e qualcosina, insomma. Sì. Quindi non molto lontana dai 60 metri. No, però con un attrezzo più leggero. Ho capito, però voglio dire, è un obiettivo che secondo me tu puoi raggiungere. Lavorando si può raggiungere. Certamente. E questo dimostra che sei una persona seria, che hai le idee chiare, che sai che cosa ti aspetta
E a proposito di idee chiare, tu vai anche a scuola ovviamente, Sì. studi, adesso cosa stai facendo? Sì. Sto facendo il liceo scientifico a Vicenza, Paolo Lioi, così facciamo un po' di pubblicità. Mitico Paolo Lioi, perché nei campionati studenteschi è ricorrente nella sua E sono in quinta e quindi quest'anno avrò la anche maturità. la maturità, quindi sei ancora junior il prossimo anno? No. Sì. Sei ancora junior, Sì, quindi maturità che coinciderà purtroppo anche con i campionati italiani di categoria. Esatto, Pensi di poter far sicuramente. Proverò a fare entrambi, conciliare le due cose? dato che ci sarà anche un obiettivo un po' più pesante l'anno prossimo d'estate, quindi... Allora, così tanto per conoscere anche al di fuori dell'atletica, diciamo, tu le idee chiare per quanto riguarda lo sport ce le hai. Per la vita? Ecco. Cosa farai dopo E purtroppo da quel punto di vista lì non ho idee. Cioè, non hai ancora... voglio continuare con lo sport appunto, però non so ancora né dove né come, né... Purtroppo ho troppe idee che non coincidono con... cioè, ma non sono mi dello sembra che stesso la campo. testa ce l'hai Attaccata è al buona, collo, sì. Sì, è ben attaccata. E allora, cara Ilaria, noi ti auguriamo un futuro secondo le tue Grazie aspirazioni. Grazie per essere venuta. Grazie e a voi. riposati e poi in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie mille di Ok? tutto. Ciao Ilaria, grazie. Mentre salutiamo Ilaria e andiamo a vedere quella che sarà la composizione della seconda serie dei metri 200 uomini. Abbiamo visto l'arrivo della prima, in cui c'è stata la vittoria di Riccardo Guiso con 22,53 davanti a Daniele Pisano, entrambi della Sardegna con 22,79. Nella seconda serie saranno impegnati, lo rivedremo, Leonardo Banzo del Nord-Est, che ieri andiamo con lo sport rapidamente perché volevo Ecco, abbiamo visto il doveroso spot pubblicitario. Andiamo a presentare allora la seconda serie dei metri 200. Leonardo Banzo, Nord-Est, in corsia 1 con un personale di 22,12. In 2 Thomas Manfredi dell'Italia Centrale, Campidoglio Palatino, 21,90. Corsia 3. In corsia 3 c'è Ilari Rigio Polanco della Sardegna, ottima frazione ieri nella 4%, che è accreditato di 21,66. In 4 Gabriele Gargano dell'Italia Centrale, accreditato di 21,80. In corsia 5 c'è Stefano Arrè del Centro-Nord con 21,99 di accredito, ed in corsia 6 Umberto Mezzaluna del Centro-Nord, Centro Atletica Piombino, la sua società, accreditato di 22,12. Sono pronti dietro ai blocchi i concorrenti, ecco che ora sono stati chiamati dallo starter alla partenza. Allora il lancio del martello con terzo tentativo di Omar Veduda, terzo tentativo misurato in 57. Mi pare di vedere che c'è un'assenza. Ancora sicuramente 3 tentativi. C'è proprio Leonardo Banzo assente in corsia 1, quindi rimangono in 5 i concorrenti alla partenza, con Manfredi, Polanco, Gargano, Arrè e Mezzaluna. C'è un atleta che parte in anticipo, vedremo se c'è stato un malinteso, vedremo se verranno attribuite false partenze. Con le atlete già schierate per la Liguria. Non mi pare che siano, sarà solo probabilmente una ammonizione. Tanto quelle che vediamo che si stanno presentando sono le concorrenti del triplo donne: Marta Toscano, Liguria, Chiara Calgarini, Centro-Nord, Martina Manzini, Centro-Nord, Luisa Sinigaglia, che quindi doppia, è un'ottima triplista anche Luisa Sinigaglia, Renata Ortolani del Nord-Est, ancora come Luisa Sinigaglia Caterina Maleville del Nord-Est, Atletica Stiore, Sara Selleroli dell'Italia Centrale e Claudia Laera dell'Atletica Bari e Giulia Marie Sanzia dell'Italia del Sud. La miglior misura di accredito è proprio quella di Luisa Sinigaglia con 12,52, che potrebbe a questo punto bissare la vittoria già conquistata. Vedremo poi se riusciremo
ad averla con noi per una intervista. Mi sarebbe piaciuto anche un contraddittorio tra lei e Ilaria Casalotto, che hanno a lungo duellato in questa stagione, con Luisa Sinigallia, che proprio in questa gara si è portata al primato personale sulla specialità del giavellotto. Oggi vedremo se riuscirà a ottenere anche quello del salto triplo, mentre stanno per partire i concorrenti della seconda serie dei metri 200. Manfredi, Polanco, Gargano, Arrè, Mezzaluna dalla seconda alla sesta corsia. In 3 Polanco Rio della Sardegna, in 4 Gargano dell'Italia centrale, in 5 Arrè dell'Italia centro-nord, in 6 Mezzaluna dell'Italia centro-nord. Partiti i 200, la serie sulla carta più forte, e vediamo che il longilineo Polanco ha un po' di difficoltà a mantenere l'equilibrio in curva, ma sul rettilineo si sta lanciando. In corsia 3 Polanco, in 4 Gabriele Gargano, e Polanco che va a vincere davanti a Gargano, che ieri ha vinto i 100 piani. Tempo di 22:22 per Ilari Rigio Polanco della Sardegna, personale di 2:21:66 per Polanco, mentre prosegue la gara del salto con l'asta. Anche goccia di pioggia pare vada diminuendo ora. Salta con l'asta, in cui tra poco avremo in pedana per il suo primo tentativo a 3:30 Giulia Giugni. Giulia Giugni del Centro-Nord, Fratellanza 1874, la sua società, ha un personale di 3:40. Quadrata in questo momento Giulia Giugni per i preliminari del suo salto. Eccola che parte la sua rincorsa, sfiora l'asticella e la batte purtroppo, quindi primo tentativo non riuscito da parte della emiliana. La prossima a saltare invece sarà Marta Ronconi, nord-est, a 30 cm dal personale, ha un personale di 2,60, va al primo tentativo sui 3,30. Sta per iniziare anche la gara del salto in alto maschile, anzi direi che è già iniziata. Il d'arrivo di questa originale bella manifestazione nuova. Salto in alto maschile con Francesco Marramiero, Simone Luminoso, Marramiero dell'Italia centrale, Simone Luminoso della Liguria, Mirko Lorusso dell'Italia del Sud, Kelvin Purbu della Centro-Nord, Jacopo Zanatta del Nord-Est, Lorenzo Carlone dell'Italia centrale e Filippo Lari del Centro-Nord. Eccola Marta Ronconi, e supera senza indugi anche la quota di 3,30, quindi prosegue la sua gara. Nell'alto in pedana Mirko Lorusso dell'Italia del Sud al salto, mentre si stanno preparando le concorrenti dei metri 800. Abbiamo inquadrato la zona di partenza dei metri 800 e qui avremo una nuova sfida, rivincita vorrei dire, una nuova rivincita tra due atlete che si sono sfidate più volte in questa stagione, nella stagione indoor e nella stagione all'aperto, con alterne vicende che poi vedremo, e quindi le rivedremo ora duellare di nuovo in questa 800. Mentre se andiamo verso il centro del campo potremo vedere le concorrenti dei metri 200 che qui c'è la premiazione. C'è il professor Paolo Valente che è, diciamo così, la
artefice di questa manifestazione, colui che ha fortemente voluto questa manifestazione. Al secondo posto, 2.25-33 per l'Italia. Terzo posto per Boateng, Giorgina Boateng, poi Alice Murari in seconda posizione, la veronese del Bentegodi che gareggia per il nord-est con 25-33, e la vittoria va ad Alessia Niotta del centro-nord con 24-88. Alessia Niotta Allora, diamo un arrivederci e un invito, un augurio la prossima volta. fu quarta ai campionati italiani di categoria sestese femminile. Toscana oggi ha trionfato in questa gara. Sono pronte intanto le concorrenti dei metri 800 dietro la linea di partenza. Le che vediamo inquadrate sono ancora le assise, ecco la zona di partenza, e vediamo la composizione della serie unica dei metri 800. In corsia 1 interna c'è la formazione della nord-est, c'è Marina Giotto accreditata di 2.16.26. In corsia 2 per la Quercia Trentin-Grana con 2.21.62 Sabrina Cristoforetti, nome altisonante. In corsia 2 interna c'è una delle favorite di questa gara, Eleonora Vandi dell'Avis Macerata, è la campionessa italiana in carica, e proprio in occasione dei campionati italiani all'aperto ha battuto colei che è in corsia 3, Irene Vian, che arrivò seconda in quella circostanza con 2.07 e 0.4 di personale. In corsia 4 c'è Anna Chiara Camarata, in 5 Ludovica Sciossi che ha un personale di 2.20, in 6 Gaia Tarsi della Liguria 2.11 e 29 di personale, è la terza come valore sulla carta. Poi Katia Solaroli del centro-nord con 2.20.64 ed Elisa Serafini dell'Italia centrale con 2.12 e 39. Quindi nuovo duello tra Eleonora Vian e tra Irene Vian ed Eleonora Vandi. Irene Vian, ricordo, è la campionessa indoor dei metri 800, mentre Eleonora Vandi è la campionessa all'aperto dei metri 800. Quindi nuova rivincita fra queste due concorrenti, con le altre che tenteranno di inserirsi per la lotta, per la conquista delle posizioni, diciamo così, utili anche per portare punteggio alla squadra. Continua intanto la gara del salto con l'asta donne, siamo sulla quota sempre di 3,30 e c'è in pedana Giulia Giugni che va al suo secondo tentativo su questa misura. Sfortunata anche in questo salto Giulia Giugni, che ha un personale di 3,40, quindi a 10 cm dal personale. Quadrata sempre la zona della partenza, mentre nell'alto siamo saliti a 1,90 m e c'è un bel salto da parte dell'atleta della Liguria Simone Luminoso, che ha un personale di 2,07 che supera abbondantemente il 1,90 m. E da Ligure a Ligure andiamo a vedere colei che sta per entrare in pedana in questo momento per la Liguria. Si tratta di Elena Rigo, che ha già ottenuto, che va alla ricerca del primato personale con 3,30, ha un personale di 3,25. L'ha sfiorato nel salto precedente, vediamo se riesce ad ottenerlo in questo secondo salto. Giulia Rigo non ha ancora sviluppato la capacità di girarsi nella fase di volo, però insomma riesce ad arrivare a buoni livelli. Siamo a 3,30 invece nell'alto 1,90, il primo tentativo di questa misura. Tanto Jacopo Zanatta ha superato in 1,90 anche lui, Jacopo Zanatta e nell'asta va in pedana
per il suo secondo tentativo 3,30 Romina Dagnese, anzi è il terzo tentativo per Dagnese, la portacolori dell'Italia Centrale, che ha un personale di 3,60, terzo tentativo a 3,30. Jacopo Zanatta invece, abbiamo visto, era questo il suo salto, 1,90, è riuscito a superarlo al primo tentativo. Lui ha un personale di 2,14, atleta che si sta supera, intanto supera i 3,30 al terzo tentativo Romina Dagnese. Intanto sono partite le concorrenti dei metri 800. Eleonora Bandi che difende i colori che corre per l'Avis Macerata. Vediamo in controllare la situazione dietro alla Irene Vian, mentre al comando per il momento della gara non sono le due favorite, ma vediamo col numero, mi pare di vedere il numero 24, Federica Sciossi dell'Italia Centrale. Ora c'è la ligure Gaia Tarsi a far l'andatura con Sciossi, Vian e Vandi a controllare alle spalle. Ora si muove Elisa Vian, Irene Vian, Irene Vian che si muove e va ad inseguire la ligura Gaia Tarsi, sempre a controllare Eleonora Bandi alle spalle di Irene Vian. Siamo alle ultime battute, vediamo chi si muoverà per prima. È una partita a scacchi questa tra le due più quotate concorrenti. Vedremo come si muove Eleonora Bandi. Bandi che attacca, Vian che risponde, Bandi, Vian, Bandi, Eleonora Bandi, longilinea, portacolori dell'Atletica Macerata, e va a vincere, quindi confermare il suo titolo italiano. Eleonora Bandi davanti ad Irene Vian e poi Gaia Tarsi, 2:13 e 34 il tempo della vincitrice, che ha controllato tranquillamente la situazione senza mai metter fuori la testa. E Gaia Tarsi della Liguria al terzo posto di questa gara. Torniamo al salto triplo invece con il secondo turno di salti. Il pedana tra pochi istanti porterà Chiara Gagarini, Italia Centro-Nord. Un altro personale di 11,80 per lei. Nel triplo intanto va in pedana Martina Manzini. Martina Manzini dell'Italia Centro-Nord, che ha un personale di 12,31 e potrebbe essere una delle atlete da seguire per la vittoria, mentre si sta preparando vediamo la misura della Manzini. 11,72 Martina Manzini. Ora vediamo la risposta di Luisa Sinigaglia. Sarà lei la prossima ad entrare in pedana, è l'atleta più quotata di questa gara con 12,52 di credito. 12,52. Luisa Sinigaglia ambirebbe a ottenere una doppietta in questa giornata, una doppietta di vittorie, già ce l'ha assicurata con l'ultimo lancio nel giavellotto. L'ultimo lancio, miglior misura e primato personale, è un salto intorno ai 12 metri questo di Luisa Sinigaglia, mentre in pedana
nell'asta Walter Ratano, Michele Oliva e c'è Gianluca Santus. Ilaria Galli del centro-nord, tenta di migliorare il primato personale. Lei ha un personale di 3,30, vediamo 11,85, intanto la misura di Luisa Sinigaglia, che dovrebbe essere, se non ho perso qualche passaggio, la miglior misura ottenuta fino a questo momento. Al comando anche in questa gara. Nel frattempo si stanno preparando anche i concorrenti della serie unica dei 1,8 m e in pedana nel triplo. C'è la numero 22 che risponde al nome di Renata Ortolani, atletica vicentina per la formazione del Nord-Est. Nullo il salto di Renata Ortolani che va a sfiorare la pedana. Intanto ci ha raggiunto, e l'abbiamo visto giocare con tutto il rispetto del caso, giocare come il gatto con i topi, con gli avversari nella gara precedente dei 5.000, ci ha raggiunto Emane Beran Crippa, un atleta che sicuramente ha un grande futuro nelle cose. Tu sei campione europeo juniores di cross, mi pare, no? Sì. E mentre in pista hai vinto i campionati italiani e ai campionati europei terzo nei 5.000 sempre. Quindi una palmarès piuttosto interessante. Sei riuscito a entrare nel gruppo militare delle Fiamme Oro e quindi anche una certa tranquillità sul piano, diciamo, tra parentesi, economico, quindi la possibilità di allenarti da professionista. Chi è il tuo allenatore intanto? Il mio allenatore è Massimo Pegoretti. Massimo Pegoretti, Grazie. che è il fiduciario tecnico regionale del Trentino. Ex siepista, ex atleta di grande livello. 1.500, ma faceva anche le siepi, Massimo Pegoretti, 8,30 e qualcosa di siepi, prova a chiederglielo. E come 3,37 nei 1.500 aveva, giusto? 36. E tu invece, i tuoi obiettivi quali sono? Adesso Per distanze più lunghe direi. Sì, adesso penso agli europei di cross che sono a dicembre. Hai già iniziato la preparazione? Sì. Infatti dicevo prima che tu dopo questo 5.000 sei andato a farti 3 ripetute, 4.000 fuori. Quindi sei in piena preparazione per gli europei di cross che sono in programma per? Sono a dicembre, il 14 dicembre a Marsiglia. A Marsiglia, quindi in Francia siamo, quindi anche abbastanza vicini tutto sommato. Sì. E lì vorresti riconfermare la tua supremazia? Sì, sei ancora voglio junior il riconfermare. prossimo anno? Sì. Passo assoluto, sì. Passi assoluto, quindi corri nella categoria promesse? Sì, fino a dicembre, sì, corro, però no, fino a dicembre sei junior, giusto. Junior. Quindi potresti riconfermare la tua supremazia in campo. E come ne pensi? Come sta andando la preparazione? Per adesso sta andando tutto bene, spero che entro in forma piano piano per arrivare al massimo per questi europei e poi inizierò, ci devo ancora pensare il programma per il 2016. Sì, perché per te la stagione finisce a dicembre in pratica, gli altri finiscono adesso, tu finisci a dicembre, tu sei di origine etiope, quindi non stai smentendo, diciamo, le qualità degli etiopi. Come ti trovi qui in Italia? Da quando sei nato in Italia tu? No, sono stato adottato a 5 anni, quindi è quasi 13 anni che sono in Italia e devo dire la verità, mi trovo benissimo, a differenza di tanti altri stranieri che magari non riescono a trovarsi al loro agio. Io invece al contrario, mi trovo benissimo, sono stato accolto bene. La tua società di origine è la Valsugana? GS Valsugana. La Valsugana Trentino, quindi una società che è anche abbastanza in palla in questo momento, quindi insomma diciamo che ha vinto nel settore femminile, ha vinto la finale argento del gol. E sei nelle Fiamme Oro. Fiamme Oro, come ti trovi dentro le Fiamme Oro? Lì benissimo, è il gruppo per me migliore. Loro hanno deciso di investire su di te, in pratica, tirandoti dentro da junior. Vi ringrazio perché mi hanno preso a 17 anni, ero ancora giovane. Esatto. E hanno investito su di me e io cerco di confermare le mie potenzialità. Ti dispiace se seguiamo questo 800 intanto un attimo solo, sospendiamo un attimo.
C'è ora Franceschini, Usai, Pirozzi, Mengozzi, Benatti, Dalben, Tesini, Celiento e Casini sono impegnati in questa ci sono i due atleti del nord-est al comando con Dalben che sta guidando la gara. Leonardo Tesini, chiedo scusa, seguito dal compagno di squadra Dalben. Leonardo Tesini sono i due più quotati. Passaggio ai primi 400 metri anche piuttosto buono, 54,21, un passaggio che potrebbe anche preludere a un discreto tempo. Ricordo che il personale di Alessandro Dalben è 1,50,82, che è il tempo che gli ha permesso di arrivare secondo ai campionati italiani, proprio dietro al tuo corregionale, che è Pilati, Lorenzo Pilati. Ecco. Quindi seguiamo un po' questo finale degli 800 e poi continueremo il nostro discorso. Ecco l'attacco in questo caso di Dalben. Alessandro Dalben seguito da Casini. Alessandro Dalben che attacca e al comando, reagisce il compagno di squadra e anche di allenamento, ma attenzione a Casini, Lorenzo Casini sul finale va a ottenere la sorpresa e il nuovo primato personale con 1,51,76.